È atterrato in Italia con un aereo della Guardia Costiera. Il padre accusa lo stress post-traumatico della guerra. Il bambino, di 12 anni, porta addosso le ferite di un ordigno esploso a Kharkiv. Una scheggia gli ha colpito il torace. Entrambi ricevono le cure dell'azienda ospedaliera di Padova. Il minore, in particolare, sta svolgendo gli esami clinici in pediatria, poi i dottori capiranno come operare. Si tratta di uno dei 40 bambini ucraini che raggiungeranno i migliori ospedali italiani grazie all'impegno di Antonio Marzollo e Carmi Schaffer, rispettivamente oncoematologo e rianimatore pediatrico dell'azienda ospedale di Padova. Noi siamo stati a Rzeszów, una città di confine tra la Polonia e l'Ucraina, e siamo stati a dirigere, a gestire il trasporto di pazienti in missione della protezione civile italiana. Quello che abbiamo fatto è praticamente una missione di scouting, o meglio di assessment, per capire chi di pazienti ucraini avrebbe bisogno di essere trasportati in Italia per continuità delle cure. Il dottor Schaffer è pronto a partire di nuovo per cercare altri bambini bisognosi di aiuto. La speranza per tutti loro è la stessa. Io spero di portarli a un futuro migliore.